Torna in campo la Russo Sebastiano Calcio e lo fa nel match di ritorno del secondo turno di Coppa Italia Promozione. Dopo aver passato l'ostacolo Santa Domenica di Vittoria, a fronteggiare i biancazzurri, la Val di Nisi, vogliosa di andare molto avanti nella competizione, come già fatto nella scorsa stagione. Riparte dallo 0-0 del Bucalo di Santa Teresa e mercoledì 16 ottobre mister Seminara non rinuncia al suo 4-3-3. E allora Alleanza tra i pali, linea a 4 difensiva con Strano e Orofino sulle corsie esterne, Parisi e Mascali coppia centrale. In mediana torna Marino in cabina di regia con Musarra e La Spina alle due mezzali, in avanti tridente inedito Bonaventura, Campione e Bonaccorsi. Questo quindi l'11 iniziale scelto dal tecnico ripostese, sarà un match molto equilibrato fino all'ultimo respiro. La Val di Nisi a partire forte, al quarto d'ora rimessa con le mani dalla sinistra, spizzicata ravvicinata sulla linea di porta, sbuca D'Angelo che non può sbagliare da lì e porta in vantaggio i biancorossi. Dormita colossale della RSC che ha bisogno di uno schiaffo per reagire, minuto 31, bella trama che libera Bonaccorsi tra le linee, si destreggia bene il 9 che poi combina con Campione, messo giù Bonaccorsi, messo giù anche Campione, ovviamente calcio di rigore. Nessun dubbio per il direttore di gara che indica subito il dischetto, agli 11 metri ma proprio il 9 biancazzurro, e dunque l'opportunità di sbloccarsi. Va Lorenzo Bonaccorsi che apre il piattone, respinge Cacciola, ma sulla ribattuta il più lesto di tutti è sempre Bonaccorsi che fona 1. Si è sbloccato finalmente il Pirata, gol strameritato per lui. Adesso sono i padroni di casa i più arrembanti, al 40esimo Strano e un treno sulla destra, cross sul secondo palo dove c'è Bonaventura che addomestica, cioccolatino per la testa ancora di Lorenzo Bonaccorsi che ci ha preso gusto, doppietta per il centravanti ripostese che si è sbloccato e come, ma soprattutto fa 2-1. Contro sorpasso RSC, gol da attaccante vero, ma che palla di Leo Bonaventura. Nel finale impostano sempre i padroni di casa, c'è sempre Bonaccorsi a rifinire al limite d'aria, scucchiaiata per Strano che la mette poi a palombella sul dischetto, sforbiciata di Bonaccorsi, assolutamente on fire. Finisce così la prima frazione, avanti di 1 la RSC, nella ripresa però spinge forte la Val di Nisi che qui ci prova con riposo da fuori, pallone di poco alto sopra la traversa. Qualche minuto dopo è Campo a provarci, stavolta quasi da centrocampo, sventola clamorosa ma c'è un paratone di Leanza che la stoppa. Esce un po' dalla partita la RSC, attacca invece con più convinzione la formazione ospite, qui sfera recuperata sulla propria tre quarti, lancio per lo scatto di Raspaolo con Mascali e Parisi in vantaggio, ingenuità dei due centrali biancazzurri, passa in mezzo il 10 in maglia rossa che cade giù ed è calcio di rigore. Questo è il contatto giudicato falloso dal direttore di gara e dunque opportunità dagli 11 metri. Si presenta Ginago che mira l'angolo a mezza altezza, destro imparabile per Leanza che aveva intuito tutto nuovamente in parità. Si sveglia quindi la RSC che vuole il passaggio del turno, ma Raffino manovra, sfera che arriva da Strano che mira Bonaccorsi in aria, stacco di testa spaziale all'incrocio, ma è tutto fermo per un dubbio offside del centravanti di casa che aveva realizzato un gol clamoroso. L'ultima opportunità dei tempi regolamentari e degli ospiti, sinistro dal limite, super Leanza in tuffo e si resta 2-2.
Saranno dunque i calci di rigore a decidere chi tra RSC e Valdinisi andrà al turno successivo. Lotteria che inizia con i biancorossi che andranno a calciare il primo penalty e Ginago a presentarsi nuovamente alle parti di Leanza. Apre l'interno destro, stessa esecuzione del numero 7 che fa ancora centro e Mascali ad aprire le danze invece per la RSC. Destro violenta ad incrociare, non ci arriva Cacciola, tutto in parità. Valdinisi che manda a riposo dai 12 passi, anche lui col destro, spiazzato Leanza, avanti Rossi. Si presenta allora Bonaventura per la Russo Calcio, la sua rincorsa, un siluro sotto l'incrocio, super esecuzione di Leo Bonaventura, 2-2 per entrambe. Tocca quindi a Grimaldi per la Valdinisi, 2007 contro 2007, piazzato del 14 che realizza. Risposta RSC con Leo Maraviglia, entrato nel finale, rincorsa del 7 che pesca l'angolino basso, si va avanti. Siamo al quarto rigore, va Aranda per gli ospiti, conclusione forte ad incrociare, nulla da fare per Leanza e si entra dunque in zona calda. È infatti il turno di Bonaccorsi, protagonista assoluto del match, rincorsa elegante, esecuzione e scioltezza e 4-4 con l'ultimo rigore per parte. E Savoca il designato per il quinto rigore valdinese, rincorsa del classe 2006, conclusione alta sopra la traversa, allora chance RSC che può portarla a casa. E Arturo Strano ad incaricarsi del quinto e potenziale ultimo rigore destro del guerriero biancazzurro che spiazza Cacciola e regala la qualificazione alla RSC. E questo quindi l'ultimo frame di questa sfida. Passano i ripostesi che torneranno in campo sabato in campionato contro il San Pietro.